questo anno scolastico mi sono trovata molto bene, soprattutto con i professori che sono stati molto pazienti con noi soprattutto e sono bravissimi a spiegare e gentili. Inoltre mi sono trovata molto bene con i compagni, mi sono integrata molto bene e rispetto alle medie le superiori sono tutto un altro mondo. Di questo primo anno scolastico penso che la scuola sia molto bella e mi sono trovato infatti molto bene con i compagni e con i professori che sono molto bravi. Infatti diciamo che questa scuola superiore è a un livello molto più alto rispetto alle medie che facevo precedentemente. Per me quest'anno è stato comunque un anno ricco di emozioni, nonostante appunto il carico magari di studi eccetera, comunque la scuola mi ha aiutato molto anche dal punto di vista dei compagni, quindi nel stare assieme e quindi nel condividere emozioni e ho di sicuro approfondito ma anche avuto delle amicizie più profonde che mi hanno aiutato comunque anche nel corso dell'anno scolastico. Per questo ringrazio molti i professori per il loro appunto essere molto vicini a noi, a capirci, a aiutarci e anche per il preside che è un'ottima persona e ci rivediamo a settembre con un altro anno un altro anno importante perché appunto ci aspetta la maturità e niente, ringrazio tutti per questo. Beh, se rileggo le avventure, le esperienze di questo anno, penso che sia stato un anno fruttuoso perché i frutti comunque a maggio, a giugno li abbiamo raccolti sia in termini di relazioni, di amicizie, ma anche in termini di risultati scolastici. Ovviamente, come ogni cosa fruttuosa, è stata necessaria tanta fatica, tanto impegno e quindi ricordo anche i momenti di studio intenso, di fatica, che però sono sempre stati allietati da buoni risultati e per questo al termine dell'anno ringrazio il Barbarigo, i professori, i compagni e per tutte le esperienze, per gli insegnamenti e per ciò che porto a casa a giugno di questi 9 mesi trascorsi assieme. Il Barbarigo mi ha insegnato a vivere la scuola in maniera più serena, mi sono sempre sentita supportata dai professori che mi hanno sempre seguito con costanza. Anche con la mia classe mi sono trovata molto bene, ho costruito dei legami di amicizia che mi porterò dietro anche finita la scuola. Quest'anno scolastico penso sia stato un anno molto impegnativo e l'abbiamo affrontato al meglio grazie anche ad una classe molto unita in cui oltre che essere semplici compagni di classe siamo stati un gruppo di amici e oltre al fatto di essere molto amici abbiamo trovato un gruppo di professori che è sempre stato disponibile ad aiutarci e ad affrontare al meglio l'esperienza quotidiana scolastica e anche oltre ai professori un gruppo di persone al di fuori di noi studenti, di professori, che il personale scolastico che ci ha aiutato al meglio organizzando le varie attività che possono essere dalla festa del libro a tutto quanto quello che è stato fatto quest'anno. Quindi da quest'anno posso dire un anno bello, un anno che ci ha portato ad affrontare al meglio gli esami di maturità. È stato un anno scolastico impegnativo ma sereno, e molto stimolante la prima media, una composizione variegata, ragazzini molto vivaci, intelligenti, voglia di lavorare, di fare. Tra di loro, come succede sempre nelle prime classi quando si forma un gruppo nuovo, ci sono state all'inizio delle incomprensioni tra di loro, lentamente siamo riusciti a renderlo un gruppo classe. I ragazzi di terza media adesso da lunedì avranno gli esami e iniziano quest'anno, per la prima volta cominciano con la prima prova matematica, perché sono stati preparati e quindi dovrebbero affrontarla serenamente. Per quanto riguarda invece le superiori, con la seconda dell'Istituto Tecnico Economico, diciamo che sono ragazzi
che amano fare, lavorare, esuberanti. Quella della vivacità va presa come anche un aspetto positivo. Perciò le vacanze faranno bene a tutti quanti, perché uno stacco farà bene a tutti, e la ripresa a settembre. Amo ritrovare tutti i miei alunni sereni, rilassati e con la voglia di sperimentare nuove situazioni. Allora, intanto sono la prof di inglese, ho avuto le medie e l'istituto tecnico. Se devo pensare ai colleghi, sono stati super gentili, mi hanno accolto, mi hanno dato indicazioni partendo da, per esempio, come organizzare una gita, passando invece per vai a fare colazione da Breda, che lì le pastine sono buone. L'istituto Barbarigo, insomma, è una scuola che dà sia a noi docenti un sacco di soddisfazione, perché siamo liberi di usare gli strumenti didattici che più ci caratterizzano, quindi una didattica perlomeno questa è stata la mia scelta, che incentiva l'utilizzo dell'inglese nella vita reale. Poi le classi, essendo un numero in cui che si può gestire molto bene, si dà attenzione al singolo, ma contemporaneamente si riesce anche a far interagire anche alle medie con tutti i ragazzi dalla prima alla terza, in modo che crescano anche i loro rapporti sociali, le loro capacità proprio sociali. Quindi posso dire solamente un anno super positivo, carico di adrenalina, carico di speranza nel riuscire a trasmettere gli insegnamenti, ma anche al di là, insomma, di quello che un professore fa limitatamente alla sua materia. Questo, insomma. Siamo a fine anno scolastico, siamo contenti di essere a fine anno scolastico. Come è giusto, ogni cosa ha un inizio e una cosa ha un fine, almeno la fine delle lezioni. Siamo contenti di aver portato oltre 250 ragazzi a questo punto. Speriamo adesso che coloro che sono chiamati agli esami di Stato si facciano onore, sia terza media o terza secondaria di primo grado, e sia i ragazzi di quinta superiore. È stato un anno bello, impegnativo, sorridente, qualche volta faticoso, abbiamo visto cose nuove, incontrato persone interessanti. La scuola è bella perché varia, perché chiede alle persone, ragazzi, professori, genitori, di mettersi in gioco e di crescere. Io spero che tutti ci siamo riusciti, qualche aspetto va migliorato sicuramente, ma tanti altri ci fanno contenti. Ringraziamo il buon Dio di quest'anno e ringrazio personalmente tutti quelli che ci hanno messo impegno, buona volontà, pazienza e passione. E arrivederci al prossimo anno.